Assalto al treno dei tifosi del Venezia da parte degli ultras di Udinese e Salisburgo a Basiliano. Arresti convalidati dal giudice. I fermati hanno patteggiato pene da 1 anno e 8 mesi a 2 anni per tutti i Daspo di 5 anni. Fiamme in una cella del carcere di Baldenic di Belluno, gravemente ustionati 2 detenuti di 24 e 30 anni trasportati nel soccorso all'ospedale di Padova, indagini per accertare l'origine dell'incendio. L'aggressione ai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Verona, il 33enne arrestato rimane in carcere, danni per 20.000 euro, la devastazione in un videoshock. Fuga di gas, paura a Cavarzere nell'esplosione e l'incendio di un'abitazione, ferite nuore, suocera trasportati in ospedale, la casa è parzialmente crollata. 10 anni fa a Ponte di Nanto il conflitto a fuoco tra il benzinaio Stacchio e i banditi che assaltarono la gioielleria di Roberto Zancan con dentro una commessa. Sono intervenuti anche militari che presidiano la stazione di Mestre per aiutare la polizia a bloccare e arrestare una donna andata in escandescenza in treno sulla linea Bassano-Venezia. Il gelo di Luca Zaia di fronte all'ipotesi di un ruolo di Roberto Vannacci in vista delle regionali in Veneto, e questo mentre la Lega prosegue la sua mobilitazione su presidente terzo mandato. Aumentati i controlli dei carabinieri forestali in tutto il Veneto nel 2024, l'ultimo intervento proprio domenica sulle piste da sci dell'altopiano di Asiago. Buonasera, ben ritrovato, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Ed ora parliamo invece del fatto dell'assalto al treno dei tifosi del Venezia da parte degli ultras di Udinese e Salisburgo a Basiliano, arresti convalidati dal giudice per tutti, Daspo di 5 anni. 7 patteggiamenti e un rinvio al dibattimento con rito abbreviato. Si è chiuso così il processo per direttissima a carico degli 8 arrestati per l'assalto al treno dei tifosi del Venezia nella stazione di Basiliano. Si tratta di 6 tifosi del Salisburgo gemellati con gli udinesi, tutti austriaci, uno di origini bosniache, un albanese e un italiano di origine senegalese, residenti ad Udine. Gli 8, di età compresa tra i 20 e i 48 anni, sono comparsi davanti al giudice Matteo Carlisi per rispondere tutti di blocco ferroviario con interruzione di pubblico servizio, rissa aggravata e utilizzo di materiale pirotecnico allo stadio. Contestata al solo ragazzo bosniaco anche la resistenza pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno una agente di polizia di Venezia. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i 6 residenti in Austria e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i 2 di Udine. A quel punto l'avvocato Giovanni Adami ha proposto di definire la posizione dei suoi 7 assistiti, proponendo il patteggiamento concordato con il pubblico ministero Andrea Gondolo. L'avvocato difensore del giovane di origini senegalesi, Francesco Sorrentino, ha deciso invece di non avvalersi di questa possibilità. Le pene applicate dal giudice Carlisi, tutte con la concessione della sospensiva, sono di 2 anni al ragazzo bosniaco, 1 anno e 8 mesi ai 5 tifosi del Salisburgo e 1 anno e 10 mesi al tifoso albanese, quest'ultimo 2 mesi in più per aver utilizzato una cinghia per colpire i sostenitori del Venezia nell'assalto. Il 17 febbraio prossimo tornerà in aula soltanto il 20enne italo-senegalese per il dibattimento con rito abbreviato. Per lui disposta la misura della custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico e possibilità di allontanarsi da casa in attesa del giudizio soltanto per andare a scuola. Per gli 8 è stato anche disposto il Daspo per la durata di 5 anni. Tutta la vicenda è stata inquadrata come una vendetta dei tifosi dell'Udinese per l'assalto subito da alcuni di loro il 30 ottobre del 2024 a Venezia da parte degli ultras lagunari. Sabato scorso gli austriaci erano venuti ad Udine per festeggiare i 25 anni di gemellaggio con i bianconeri. Poi tutto è degenerato nei gravi fatti del post partita. Le indagini ora proseguono per identificare gli altri partecipanti all'assalto, che sarebbero in tutto tra i 40 e i 60. Ci spostiamo invece a Belluno, fiamme in una cella del carcere Baldenic, gravemente ustionati 2 detenuti di 24 e 30 anni trasportati nelle soccorso all'ospedale di Padova. Ustionati e trasportati in ambulanza a Padova 2 magrebini di 30 e 24 anni detenuti presso la casa circondariale Baldenic di Belluno. Ancora da ricostruire quanto accaduto. Il fuoco è divampato in una cella. Non si sa se sia stato appiccato per una forma di autolesionismo o solo per una qualche protesta messa in essere danneggiando gli arredi, innescando però una situazione poi sfuggita di mano. Sta di fatto che entrambi gli uomini, che erano reclusi nella cella, hanno subito gravi ustioni.
Sono usciti dal carcere in ambulanza e portati in ospedale a Belluno. Il più giovane è stato quindi immediatamente trasferito per primo verso il nosocomio Patavino. A salvare i due, che sono ospiti non affatto occasionali del Baldenic, l'immediato intervento degli agenti della polizia penitenziaria. All'interno del carcere è stata attivata un'indagine interna, tenendo presente che la struttura, tra le tante difficoltà a suo tempo fatte presenti anche in occasione della visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ha quella di avere ancora un vertice provvisorio, visto che la direttrice è presente solo 2 giorni alla settimana, in quanto la sua sede principale di lavoro è il carcere di Udine. Resta in carcere il 33enne di origini serbe arrestato nella notte tra sabato e domenica a Verona con le accuse di minaccia aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Trasportato in pronto soccorso in condizioni di incoscienza, al risveglio ha aggredito un medico, 2 infermieri e un OSS, distruggendo inoltre apparecchiature mediche e computer e infrangendo una vetrata. Quando gli agenti delle volanti sono intervenuti, i danni ammontavano già a 20.000 euro. Il 33enne, già aggravato da precedenti per reati contro il patrimonio e reati contro la persona, è stato accompagnato in questura dove ha atteso la celebrazione del rito direttissimo. Questa mattina il giudice, dopo la convalida dell'arresto, ha disposto la custodia in carcere. Ed ancora cronaca, ma ci spostiamo nel veneziano. È di 2 donne rimaste ferite dopo l'esplosione e l'incendio nella loro abitazione di via Martinella Cavarzere. Il bilancio della probabile fuga di gas avvenuta nel pomeriggio verso le 15:45. L'incendio all'interno della casa che è parzialmente crollata. Le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale di staccamento Adria e Mestre con 2 autopompe, un'autobotte, l'autoscala e 12 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le 2 donne rimaste ferite, suocera e nuora, sono state prese in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferite in ospedale. Le fiamme sono state già spente. Buone notizie per quanto riguarda le condizioni di salute della 55enne trovata priva di sensi a Borgo Veneto accanto al corpo senza vita del compagno che si era suicidato. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di Silvano Vigato e incaricato il RIS di Parma per effettuare i rilievi tecnici necessari. Si è risvegliata la 55enne trovata in fin di vita mercoledì scorso accanto al corpo senza vita del compagno Silvano Vigato. Le sue condizioni di salute però sono precarie e ancora non le consentono di essere interrogata dai carabinieri. Solo il suo racconto potrà chiarire cosa è accaduto all'interno della villetta di Via Rossini nella frazione di Meiadino San Fidenzio a Borgo Veneto. Le prossime ore dunque potrebbero essere cruciali per la risoluzione del giallo. La 55enne è stata estubata, ma i medici della terapia intensiva e dell'ospedale di Schiavonia ancora non possono escludere completamente che ci possano essere stati danni neurologici permanenti. Mentre per Silvano Vigato ci sono pochi dubbi, l'uomo si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola al petto con l'arma che deteneva regolarmente e che è stata ritrovata accanto al suo corpo. Restano i dubbi per quanto è accaduto alla 55enne. L'autopsia e l'esame tossicologico che verranno eseguiti nei prossimi giorni sul corpo del 65enne chiariranno se prima di uccidersi abbia assunto qualche farmaco o sostanza nociva. I dubbi riguardano i momenti che hanno preceduto la tragedia. Una vicina ha raccontato di aver sentito litigare e poi il silenzio. Gli esami tossicologici condotti sulla donna invece hanno dato al momento esito negativo, ma da un secondo controllo i medici hanno evidenziato qualche segno sul suo corpo, forse provocato da una colluttazione. L'ipotesi del tentato omicidio-suicidio non è mai stata scartata dai carabinieri, ma solo la 55enne, quando potrà parlare e se ricorderà quanto è accaduto, potrà confermare o meno questa tesi. Sono trascorsi 10 anni da quando Graziano Stacchio, benzinaio di Ponte di Nanto, non esitò a imbracciare il fucile da caccia e a sparare contro i banditi che stavano assaltando la vicina gioielleria di Roberto Zancan con dentro una commessa. E noi ora ci colleghiamo con Carlo Alberto Inghileri e Federico Gibotto, che sono sul posto dove proprio 10 anni fa si scatenò un conflitto a fuoco. Carlo, buonasera. Buonasera.
Ci troviamo nel Vicentino, sulla Riviera Iberica, a Nanto, esattamente nel luogo in cui 10 anni fa, era il 3 febbraio del 2015, si scatenò l'inferno, e mi trovo proprio con il protagonista di quella vicenda, Graziano Stacchio, che da allora fu ricordato e tutt'oggi è ricordato, come vedete, dopo 10 anni, sempre con Stacchio, dice il cartello alle mie spalle, come il benzinaio eroe. Sì, perché un comando di banditi armati di Kalashnikov entrò in azione, assaltò la gioielleria che si trova a pochi metri da qui, e all'interno c'era una commessa che Graziano Stacchio conosce, e quindi decise senza esitare di imbracciare il suo fucile da caccia e di sfidare i banditi per invitarli ad allontanarsi, però non si allontanarono e purtroppo scoppiò un conflitto a fuoco. Si ricorda quei momenti? Mi ricordo come fosse ieri. Sono passati 10 anni, la vita è così breve, ci si accorge che è così breve, che quando ti chiedi ma come sono passati 10 anni? Eppure sono passati 10 anni. Noi siamo qui non per festeggiare stasera, io mi presto per ricordare e per tenere alto la guardia su un problema che non è mai risolto, sembra che sia sempre più violenza, ci sia sempre più violenza, e questo mi fa male il cuore. Ecco, Graziano Stacchio, tra l'altro, in quel conflitto a fuoco, senza volerlo, ferì un bandito che perse il sangue, morì dissanguato, quindi una tragedia. Però lei da quel momento è diventato un po' il testimonial della legittima difesa. È vero, mi sono lasciato trasportare da quello che era giusto, perché è un dovere di ogni cittadino, non puoi tirarti indietro e girarti dall'altra parte. E così è andato avanti l'iter e è andato a porto quella legittima difesa, che adesso di notte, poi anche in certi orari, perché hanno stabilito anche l'orario, in casa tua ti puoi anche difendere. Qualcosa è stato fatto, ma siamo ancora tanto lontani. Ecco, siamo ancora tanto lontani, e qui c'è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, che sin dal primo momento, all'epoca era il sindaco di Albettone, lanciò l'hashtag Io sto con Stacchio. Sta con Stacchio anche stasera, a 10 anni di distanza, con questa celebrazione che vuole ricordare proprio il gesto del benzinaio eroe. Siamo sempre con Stacchio, in questi 10 anni siamo sempre stati con Stacchio, perché ogni 3 febbraio di ogni anno passiamo magari in 2 o 3 con una bottiglia o semplicemente a salutarlo, perché è un modo per stargli vicino e per ringraziarlo per quello che ha fatto. Il 10° anniversario è importante, ma è importante anche per un'altra cosa. Abbiamo un nostro concittadino veneto che è in carcere per aver fatto la stessa cosa che ha fatto Graziano Stacchio, e quindi da stasera qui da Nanto, nel 10° anniversario della tragedia di Nanto, lanciamo la richiesta di grazia per la guardia giurata Zen, che attualmente è in carcere per aver ucciso un bandito mentre stava facendo una rapina, e lui faceva il suo lavoro di guardia giurata, e quindi dobbiamo stare al 10° anniversario di Io sto con Stacchio, cominciamo a dire Zen deve tornare libero al più presto. Questo è il nuovo hashtag che lancia questa sera Gio Formaggio. Un'ultima domanda prima di restituire la linea allo studio: lo rifarebbe? Sì. Ne ho pensato tante volte, ma girarsi dall'altra parte in certe occasioni non riesci a farlo. L'ho fatto in passato anche a rischio della vita e ho salvato una ragazza. Stavolta mi porto il dispiacere di aver ucciso una persona, essere non con la volontà, come anche Zen ha fatto, perché non ha sparato per uccidere, io ne sono sicuro. Bene, io ringrazio Graziano Stacchio, ringrazio Gio Formaggio. Con questo applauso qui da Nanto restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Carlo Alberto Inghelleri e ai suoi ospiti. Noi continuiamo con la cronaca, ancora furti in abitazione nel fine settimana in zona Monteberico. Il ladro scala la balconata del condominio sotto gli occhi delle telecamere di videosorveglianza.
È ancora in fase di stima il valore dell'ultimo clamoroso furto avvenuto in un appartamento di un lussuoso condominio in via Petrarca. I raid dei malviventi si susseguono sempre più frequentemente nelle abitazioni della zona di Monteberico. Ad impressionare è l'intraprendenza sempre più ostentata dei ladri, che questa volta si sono arrampicati agilmente sulla balconata esterna fino al secondo piano, sotto gli occhi delle numerose telecamere di videosorveglianza. Il furto è avvenuto nella prima serata tra sabato e domenica. Una volta raggiunto il piano, i ladri con estrema rapidità hanno forzato un serramento e una volta all'interno hanno fatto razzia di capi d'abbigliamento e accessori costosi per poi dileguarsi, sembra, dalla porta principale. L'esito finale sicuramente di una precedente fase di osservazione operata dai ladri in modo particolareggiato per individuare il giusto obiettivo negli orari di assenza dei proprietari. Con dinamiche simili, nel weekend è stato derubato anche un altro appartamento, questa volta in via Bironna, al Villaggio del Sole. L'allarme furti resta quindi di estrema attualità in città. A dare voce alle preoccupazioni dei cittadini, in particolare il comitato Aiutiamoci ad aiutare, che ha già sollecitato maggiore sorveglianza alle forze dell'ordine, ma probabilmente non basta. Sì, nonostante i controlli che abbiamo visto, e ringraziamo le forze dell'ordine, avvenuti nei mesi scorsi, ogni tot di tempo succede un furto a Monteberico. Con il comitato stiamo monitorando la zona quotidianamente e abbiamo un progetto in mente che metteremo all'occhio di tutti i residenti e anche del comune. Se fattibile lo scopriremo nelle prossime settimane. Sono intervenuti anche i militari che presidiano la stazione di Mestre per aiutare la polizia a bloccare e ad arrestare una donna andata in escandescenze. Da Spinea a Mestre in treno basta una decina di minuti, un tempo comunque sufficiente ad una passeggera per finire in manette con l'accusa di resistenza, violenza pubblica ufficiale, minaccia grave e lesioni personali, nonché possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I fatti resi noti oggi risalgono a mercoledì scorso, quando la donna è andata in escandescenze su un treno proveniente da Bassano del Grappa e diretto a Venezia. Secondo le ricostruzioni, prima ha offeso e minacciato senza motivi apparenti una ragazza, poi l'ha aggredita fisicamente, quindi ha minacciato con una forbice un altro passeggero che voleva soccorrere la giovane vittima. Infine, all'arrivo della polizia, estratto dalla tasca del cappotto un coltellino multiuso, avrebbe tentato di colpire, senza però riuscirci, uno degli agenti. Grazie anche all'intervento di 3 militari dell'esercito, i poliziotti l'hanno bloccata e arrestata. L'autorità giudiziaria, oltre a convalidarne l'arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Commozione e silenzio a Roveredo in piano per l'ultimo saluto a Emma Cadelli, una chiesa eremita ha accompagnato la giovane studentessa nel suo ultimo viaggio. Una chiesa gremita, un silenzio profondo e il dolore che si leggeva sui volti di chi con passo lento e sguardo basso entrava per l'ultimo saluto a Emma Cadelli. All'interno l'atmosfera era carica di commozione, con composizioni di fiori bianchi disposte lungo l'altare e corone sistemate con cura a testimoniare l'affetto di chi ha voluto renderle omaggio. Al centro la bara, adornata con rose rosse e rosa, e un cuore bianco di pietra, simbolo dell'amore che la accompagnerà per sempre. Un'intera comunità si è raccolta per stringersi attorno alla famiglia in un clima di dolore composto e silenzioso. Nessun rumore ha interrotto il momento, solo il passo lento del corteo e il suono dell'organo che ha accompagnato l'uscita della bara dalla chiesa. Il dolore era ovunque, nei volti segnati dalla tristezza, negli abbracci stretti senza bisogno di parole, in un'assenza che ha lasciato tutti senza fiato. Emma Cadelli, 20enne, originaria di Roveredo in Piano, era una studentessa brillante di chimica all'Università a Parigi. Nel 2020 era stata premiata come studente dell'anno al Collegio Pio X International di Treviso, a testimonianza della sua determinazione e del talento che l'aveva portata a costruire un futuro promettente. Un futuro che si è interrotto troppo presto, nella mattinata di mercoledì 26 gennaio, quando un malore l'ha strappata alla vita. I genitori, preoccupati per il suo silenzio, avevano tentato più volte di contattarla, finché il custode del campus ha fatto la tragica scoperta. Emma lascia il papà Stefano, dirigente della polizia ferroviaria, e la mamma Barbara. Nel giorno dell'addio il dolore si è fatto collettivo, condiviso da chi l'ha conosciuta e da chi, anche senza averla mai incontrata, è rimasto colpito dalla sua storia. Il ricordo di Emma resterà vivo nel talento che l'aveva resa speciale, nella passione con cui seguiva i suoi sogni e nell'amore di chi oggi la piange con il cuore spezzato. Ecco, sorella Emma, il suo corpo è qui, che ci sta dicendo la verità di tutti noi, che nessuno sarà escluso di questa morte corporale.
ma la sua anima e il suo spirito vivano nella luce di Dio. Ed ora la politica, con il gelo di Luca Zaia di fronte all'ipotesi di un ruolo di Roberto Vannacci in vista delle regionali in Veneto. Ringrazio perché molti mi fermano, mi dicono sono stati a firmare, ma del resto non avevo dubbi che non ci fosse questo calore nei miei confronti, insomma la gente me ne parla in giro. Dall'altro le dichiarazioni di Vannacci le vedo, ma insomma, Vannacci non mi risulta neanche che sia iscritto alla Lega, quindi non ho altro da commentare. Quindi non lo teme? Ma no, guardate, c'ho io altri problemi che sta lì a commentare Vannacci. Liquidato nel tempo di un amen, Luca Zaia fredda Roberto Vannacci, che sabato da Torcello ha lanciato la sua personale corsa e quella del suo movimento Il Mondo al Contrario in vista delle regionali. Per quanto eletto nelle file del carroccio salviniano all'Europarlamento, il generale appare sempre più corpo estraneo, soprattutto in quella Lega serenissima che si sta misurando nelle piazze del Veneto su candidato presidente e terzo mandato. Una raccolta firme che sembra tonificare sia base che colonnelli. Alberto Stefani aggiorna il quadro. Abbiamo superato le 55.000 firme in 9 giorni con quello di oggi. Nel corso della settimana avremo ulteriori punti di raccolta firme e continueremo nel corso delle prossime settimane. Diventerà una raccolta firme strutturale. Abbiamo anche lanciato online il nostro contatore ufficiale e quindi continueremo ad aggiornare i veneti sullo stato delle cose. Stato delle cose che potrebbe però precipitare qualora non si trovasse un accordo interno al centrodestra, con i meloniani che ribadiscono la loro parola d'ordine: unità da Venezia a Roma. Io credo che la maggioranza degli elettori della Lega, come la maggioranza degli elettori del centrodestra, vuole un centrodestra unito e lo ha chiesto nel 2022 con le elezioni politiche, con un risultato elettorale molto importante, e nel 2024 con le elezioni europee, e penso ancora di più che questo debba essere un rispetto nei confronti dell'elettorato che vuole un centrodestra unito per sostenere l'attività di governo. È assurdo che in Veneto ci si spaghi e poi a Roma si governi insieme. Governo che a livello nazionale deve però reggere l'onda d'urto del caso Al-Masri. Nelle scorse ore una vittima del torturatore libico rimpatriato dall'Italia ha presentato un nuovo esposto contro la premier Meloni, il ministro all'interno Piantedosi e quello alla giustizia, il trevigiano Carlo Nordio. L'ipotesi è quella di favoreggiamento, ovvero di aver permesso al boia libico di sottrarsi alla giustizia della Corte Penale Internazionale. Rimane una necessità di chiarimento politico, questo sì, che spetta alle nostre istituzioni, in questo caso spetta al governo, ed è assolutamente necessario per chiarire una vicenda inquietante. Aumentati i controlli dei carabinieri forestali in tutto il Veneto nel 2024, l'ultimo intervento proprio domenica sulle piste di sci dell'altopiano di Asiago. La pattuglia dei carabinieri forestali che erano impegnati nel servizio piste da sci, chiamati dai bambini che erano in allarme per un animale intrappolato, era una femmina di capriolo sulle reti di protezione che difendono le piste e impediscono agli sciatori di andare su fuoripista. I nostri carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a mettere in salvo l'animale e restituirlo alla sua vita selvatica. Impigliato a bordo pista nella rete di protezione, il capriolo spaventato si lascia liberare e rientra nel bosco. Il salvataggio sulle piste da sci in località Caberlaba ad Asiago domenica è solo uno dei tanti interventi dei carabinieri forestali del Veneto e che dimostra come le nuove generazioni siano sensibilizzate e siano importanti nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente. I carabinieri forestali hanno presentato il report degli interventi dell'anno appena passato. Nel 2024 sono stati eseguiti 46.875 controlli, perseguiti 529 reati per un totale di oltre 546.000 euro di multe. Negli ultimi 3 anni i controlli sono aumentati del 15% e le multe del 5%. Prevenzione contro gli incendi boschivi, tutela delle specie animali, attenzione alla biodiversità e ai cambiamenti della fauna. Aggredisce la natura non soltanto il criminale o chi ha un comportamento in modo manifesto, addirittura di volontà per disturbare, ma anche semplicemente fornendo degli elementi di conoscenza si rende un servizio in termini di tutela della natura. Per i carabinieri forestali è importante educare le nuove generazioni perché segnalare gioca un ruolo attivo e fondamentale nella salvaguardia dell'ambiente. Future generazioni sono molto importanti per noi carabinieri forestali, cerchiamo appunto di
diffondere proprio nei ragazzi la cultura dell'ambiente, il rispetto verso l'ambiente e verso il paesaggio. L'educazione ambientale è uno dei compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri e quotidianamente incontriamo ragazzi e cerchiamo appunto con loro di elaborare progetti che gli consentono di imparare a rispettare l'ambiente. Ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.